Sergio Baccarde, presidente della SIUR, la Società Italiana di Uro-Oncologia. Ci troviamo all'ESMO a Madrid. Quali sono le novità nella lotta al carcinoma della prostata? Ce ne sono tantissime, ce ne sono di tipo genomico, ce ne sono di tipo legati anche a nuovi approcci terapeutici, ma non dobbiamo neanche scordarci che il paziente candidato a una lunga sopravvivenza deve mantenere una buona qualità di vita, altrimenti diventa un'esistenza in ogni caso limitata, e questo vale sia per pazienti anziani che per pazienti giovani. Quindi guardare i dati di qualità di vita può essere importante, ed nel momento in cui abbiamo dei trattamenti come quelli legati anche sia alle triplette, ma anche per la malattia non metastatica, che garantiscono un controllo di malattia, un vantaggio in sopravvivenza senza condizionamenti per quella che è la socialità o la capacità lavorativa del paziente, e anche l'impatto psicologico che può avere una dimostrazione di un abbassamento del PSA, e i nostri pazienti con tumore della prostata sanno che quando il PSA cala le cose vanno bene, perché lo conoscono questo problema dal momento della diagnosi. Ecco, sapere che questo si associa a un miglioramento della qualità di vita, come possiamo vedere in alcuni poster presentati in questo congresso, sicuramente rappresenta un messaggio rassicurante che possiamo condividere con il paziente nell'ambito di un percorso che oramai si misura in anni e neanche pochi. Ecco, questo è un elemento importante. Anni con una buona qualità di vita. Possiamo dire che il carcinoma della prostata è una patologia ormai in via di cronicizzazione? Lo possiamo dire, lo possiamo sicuramente dire in un paziente con una malattia cosiddetta non metastatica, almeno con l'imaging tradizionale, perché questi pazienti sono candidati ovviamente a una lunga sopravvivenza, direi quasi per definizione, ma abbiamo questi dati anche nella malattia metastatica. In questo momento la nostra attenzione è concentrata anche sui pazienti con malattia metastatica da diagnosi, ne parlavamo prima. Sono un 10% circa, ma sono pazienti spesso con malattie estremamente aggressive, sia da un punto di vista istologico, biologico e anche da un punto di vista strumentale. In questo stiamo valutando se una tripletta rispetto a una doppietta possa offrire dei vantaggi consistenti, sempre nell'ambito di una buona tollerabilità e di una prospettiva di controllo di malattia che si sta avvicinando ai 5 anni in prima battuta, cioè con le prime combinazioni, uno scenario che fino a pochi anni fa era semplicemente inimmaginabile. Ecco, questo è lo scenario attuale, questo è il trend di approccio ai trattamenti della malattia, di un carcinoma prostatico direi importante, clinicamente aggressivo, ma che riusciamo a controllare senza poter scegliere ancora un fattore predittivo che ci consenta, come in altre patologie, di scegliere il trattamento mirato, ma che in ogni caso ci garantisce una modalità di controllo di malattia nell'80-85% dei casi per una durata di anni. Ecco, io direi che uno scenario del genere, anche se genomicamente in un mondo in cui la genomica oramai la fa da driver fondamentale, necessiterà di una maturazione, stiamo lavorando almeno su 4-5 fattori prognostici, ma nel frattempo garantiamo veramente una vita normale e per lungo tempo a dei pazienti che si considerano pazienti oncologici e quindi potenzialmente, diciamo così, condannati a un'esistenza breve. Non è vero, l'esistenza è lunga, è ben vissuta e consente a chi vuole di continuare a lavorare e in ogni caso di rimanere inseriti in una società che li consideri cittadini e non pazienti oncologici, con una marcatura che negli Stati Uniti abbiamo scoperto è veramente limitante anche per quanto riguarda le attività lavorative.